dei ladri in poco più di una settimana per una famiglia di Spinea ormai esasperata. I banditi in azione immortalati nei video delle telecamere tornano e rubano anche le chiavi della nuova serratura. Bimbo di 5 anni si sente male in mare davanti al suo camping a Bibione. Il piccolo, soccorso dai bagnini, è salvato dall'annegamento ma resta grave in ospedale. Ed è gravissimo il 17enne ricoverato in rianimazione all'Angelo di Mestre dopo essersi tuffato la notte scorsa da un pontile di Jesolo. Per la bassa marea ha battuto violentemente la testa sul fondale. Dovrà scontare una pena di 5 anni di reclusione un 54enne di Dolo accusato di aver maltrattato fisicamente e psicologicamente la moglie per 13 anni, violenza anche di fronte alla figlia minore della coppia. Il comune chiude la fontana di Villa Ceresa Chirignago, era diventata un centro di bivacchi. I residenti denunciavano da tempo scene di totale indecenza e atti osceni in luogo pubblico. Un giro a Venezia in gondola omaggiando Madonna e la sua Like a Virgin, virale il video su Instagram della cantante e attrice Jennifer Lopez in laguna. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali e dunque partiamo dalla paura e dalla rabbia che si stanno vivendo a Spinea, dove in via Fermi una famiglia ha subito 2 furti in meno di 2 settimane, pensate. I ladri ripresi dalle telecamere tornano e rubano anche le chiavi della nuova serratura. Eccoli i ladri entrare nella casa di via Fermi a Spinea quando i proprietari sono via. Sono in 2, uno è armato di spranga, indossa un cappellino nero ed è a volto scoperto, l'altro impugna un coltello e usa un fazzoletto per coprirsi la faccia, mentre in velocità si dirige verso la telecamera che li sta riprendendo per staccarne i cavi. È sabato 1 agosto, pieno giorno, sono le 16:33. La scena vista in diretta dalla famiglia depredata, la famiglia Scurto. Uno dei figli, Dan, aveva installato la telecamera di sicurezza proprio dopo un primo furto, subito lo scorso 17 luglio, tra le 23:30 e la mezzanotte. La telecamera era qua sopra, messa là, comunque loro sono saliti, l'hanno presa, l'hanno subito rotta, cioè si vede dal video comunque che ha registrato la telecamera. Hanno preso la Play che era qua, gli orologi, avevo una collezione di orologi, di 10 orologi, di 200 euro l'uno, ma comunque telefoni, c'era un telefono nuovo, cioè hanno preso le collanine, hanno svuotato tutte quante le scatoline, anche quelle più piccole. Hanno veramente aperto tutto, cioè c'era la casa disastrata, cassetti rotti, tutto suo quadro praticamente, la casa era tutta in suo quadro. Ingente il bottino con cui i malviventi sono fuggiti, quantificabile in alcune decine di migliaia di euro. Tra gli oggetti rubati anche la PlayStation. La preoccupazione ora è altissima, soprattutto per il furto del secondo mazzo di chiavi. Si tratta del mazzo nuovo, acquistato dopo aver cambiato la serratura della porta blindata in seguito al primo raid di meno di 2 settimane fa. La mia supposizione è che sicuramente mi stavano aspettando, sicuramente sapevano che io dovevo uscire da casa, perché cioè, veramente il tempo è stato il tempo di salire, penso scassinare la finestra e entrare in casa. Ancora ben visibile l'impronta della scarpa di uno dei 2 criminali, è stata lasciata sul poggiolo della finestra del 3° piano del vano scale. L'antaribalta è stata completamente scardinata. Da lì i ladri sono saltati sul balcone al 4° piano, rimasto aperto per permettere al gattino di entrare e uscire da casa. Segni lasciati probabilmente dal ladro a volto scoperto. L'uomo infatti teneva in mano una spranga in metallo, poi abbandonata durante la fuga. Le sue impronte digitali sono ora al vaglio degli inquirenti. Adesso sono arrivati i carabinieri dicendo che ci sono delle novità che ancora non abbiamo parlato. Speriamo bene, speriamo che ci siano buone novità, che si scopri chi siano questi malviventi, comunque queste persone anche da tenere occhio, comunque, nel senso è che giustamente tu dici per la privacy non si potrebbe far vedere chi sono, ma io farei una foto a loro, li metterei con un cartellone in piazza, direi attenzione questi sono ladri, cioè se avessi la loro faccia direi attenzione questi sono ladri, state attenti.
E ha riportato ferite a gambe e dorso e ha raggiunto in elicottero l'ospedale di Padova, dove è ora ricoverata una bambina di 3 anni straniera in vacanza con i genitori a Caorle nel Veneziano, naturalmente, che è rimasta ustionata da una candela alla citronella. La piccola, dalle prime informazioni, sarebbe stata investita dalla fiammata dopo che ha preso fuoco la stoffa del vestitino che indossava. Non in pericolo di vita e cosciente, la bambina è stata soccorsa dal SUEM e trasportata al centro Ustioni della città del Santo in elicottero. Si trova ricoverata in prognosi riservata per prevenire il rischio che le ferite si infettino. Da Caorle a Bibione Pineda, paura anche qui, dove un bambino di 5 anni ha perso i braccioli in mare e ha rischiato l'annegamento. Soccorso dai bagnini, dopo quasi mezz'ora di rianimazione con un defibrillatore, è stato poi trasportato e ricoverato in prognosi riservata in ospedale. Veramente un fatto molto delicato e sì, voglio dire, neanche da vedere, insomma, determinate cose, ecco. Ai nostri microfoni una delle voci dei testimoni oculari dei drammatici momenti vissuti nelle scorse ore sul litorale di Bibione Pineda. Un bambino di nazionalità tedesca di soli 5 anni che si trovava in acqua nei pressi del campeggio Il Tridente ha improvvisamente perso i braccioli ed è andato in arresto cardiocircolatorio per annegamento. Ad accorgersi dell'accaduto è stata la madre, che lo ha prontamente tirato fuori dall'acqua portandolo sulla battigia. Lì sono subito accorsi i bagnini della Bibione Mare insieme ad altri bagnanti. Ho visto il bagnino che è venuto a chiedermi un caffè, subito dopo ha iniziato a correre verso la spiaggia. È stato avvisato da un nostro cliente dicendo che c'era un bambino che stava male e ho visto una marasma di gente avvicinarsi. Ho visto degli ombrelloni come per, diciamo, coprire il luogo dell'accaduto e ho visto l'elicottero atterrare poco dietro l'ombrellone nostro, diciamo. Un elicottero, l'ambulanza, guardia costiera, c'era movimento, sì. Poi sono venuti a dirci, insomma, che un bambino si è sentito male, è stato tirato su dall'acqua. Con la barella li ho visti portarlo verso l'elicottero. Le manovre di primo soccorso e rianimazione, eseguite anche tramite l'ausilio del defibrillatore, sono andate avanti per circa mezz'ora fino a quando il piccolo ha ripreso le funzioni vitali ed espulso l'acqua inalata. Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del SUEM 118 e l'elisoccorso di Treviso. Stabilizzato sul posto, il bambino è stato trasferito d'urgenza in elicottero presso la rianimazione pediatrica dell'ospedale di Padova, dove rimane ricoverato in prognosi riservata. C'era un po' di preoccupazione da parte di tutti. Sono dati tutti una mano, tutti insieme, per cercare di aiutare il bambino. Ho visto anche che c'erano persone che tranquillizzavano la madre, che l'ho vista solo alla fine quando accompagnavano il ragazzo nel soccorso, però mi ha detto che era abbastanza scioccata. Ed è gravissimo anche il 17enne di origini straniere ricoverato in rianimazione all'ospedale dell'Angelo di Mestre dopo essersi tuffato la notte scorsa da un pontile di Jesolo, dove a causa della bassa marea ha battuto violentemente la testa contro il fondale sabbioso. Sta lottando per la vita in condizioni disperate il ragazzo di 17 anni di origine straniera ricoverato in rianimazione in prognosi riservatissima all'ospedale dell'Angelo di Mestre dopo essere stato trasferito d'urgenza dall'ospedale di San Donà di Piave dopo il tuffo notturno in mare tra sabato e domenica tra le 2:30 e le 3 del pontile di Jesolo all'altezza della Torretta 17 nella zona centrale di Piazza Marconi, nonostante i cartelli di divieto. Le prossime ore saranno quelle decisive per capire se il ragazzo riuscirà a superare la fase critica. Il giovane, se dovesse risvegliarsi, rischia la paralisi totale a causa del gravissimo trauma cervicale diagnosticatogli. Complice l'oscurità e la forte bassa marea del momento, il ragazzo si è lanciato finendo per impattare violentemente con la testa contro il fondale sabbioso. Il colpo durissimo gli ha causato inoltre un arresto cardiaco immediato e la perdita di coscienza, con il 17enne rimasto sommerso nell'acqua. Sono stati gli stessi amici a rendersi conto della gravità della situazione, riportando la galla e chiamando i soccorsi con il 118, giunti immediatamente sul posto con la Croce Rossa, dove è stato rianimato sulla sabbia e intubato.
L'episodio riaccende drammaticamente i riflettori sulla pericolosità dei tuffi dai pontili, pratica vietata a Jesolo ma tristemente diffusa durante la stagione estiva. Il messaggio del primo cittadino, specie ai più giovani. Attenzione a giocare con la vita, perché anche un momento di gioco, un momento di goliardia si può trasformare in una tragedia che dura per tutta la vita. Lo ricordiamo, tuffarsi dai pontili è vietato non per un vezzo, ma perché è pericoloso. Quando c'è bassa marea, ma anche quando non c'è bassa marea, il fondale è molto basso, quindi si rischia veramente la vita, si rischia le proprie gambe, si rischia una vita fatta come si deve. Ecco, quindi invitiamo tutti i ragazzi, divertitevi a Jesolo, ma fatelo sempre con la testa. 13 anni di violenze, un vero e proprio inferno in famiglia. Un 54enne di Dolo, di origini straniere, ha maltrattato, picchiato e umiliato la moglie dal 2008 fino al marzo 2021, spesso davanti ai figli. Tra gli episodi più gravi contestati al marito violento, l'aggressione con pugni alla testa alla presenza della figlia minore. Subito dopo, per evitare che gli altri 2 figli in casa sentissero le urla della donna, le ha imposto di mettere sul volto una coperta. I carabinieri della tenenza di Dolo lo hanno arrestato, dando esecuzione a un ordine di carcerazione della Procura di Venezia, condannato a 5 anni di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violazioni degli obblighi di assistenza familiare. Ora dovrà scontare la pena. Rimane ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Mestre l'uomo che è rimasto intossicato durante l'incendio di una palazzina nelle scorse ore a Favaro Veneto. Pur se in lieve miglioramento nelle ultime ore, rimangono ancora particolarmente gravi le condizioni della persona rimasta intossicata durante l'incendio scoppiato domenica pomeriggio in un condominio di Favaro Veneto. L'uomo continua ad essere ricoverato in terapia intensiva all'ospedale dell'Angelo di Mestre. L'intervento dei vigili del fuoco con 2 autopompe, un'autobotte e un'autoscala aveva permesso di domare rapidamente le fiamme e di trarre in salvo le 2 persone che si trovavano intrappolate all'interno di un appartamento invaso dal fumo. Le condizioni di una delle 2, un uomo di 59 anni, erano subito apparse particolarmente serie, con ustioni e difficoltà respiratorie, tanto da richiedere il ricovero in ospedale in codice rosso. Più lievi le conseguenze per la compagna dell'uomo, che si era ripresa poco dopo. A scopo precauzionale erano state fatte uscire dal grosso complesso di proprietà dell'Ater decine di persone, la maggior parte delle quali rientrate già a sera. Voltiamo pagina adesso. Pugno duro del Comune di Venezia contro il degrado a Villa Ceresa a Mestre. Da oggi chiusa la fontanella dei bivacchi. Dopo i rapporti sessuali completi alla luce del sole e la sbrigativa toilette pubblica della coppia, l'acqua della fontanella di Villa Ceresa e annesso parco a Mestre, detto Via Giustizia, a 2 passi dalla stazione dei treni, utilizzata da sbandati e senza tetto per lo shampoo, la doccia, eppure come un vero e proprio bidet. L'aria è divenuta ormai un bagno a cielo aperto degradato. Da qui il provvedimento di chiusura immediata e definitiva dell'erogazione dell'acqua da parte del Comune. Da stamani ben 3 le pattuglie della locale a presidiare l'area, con 2 dei 6 agenti anche con giubbetto antiproiettile. Una delle tante soluzioni che stiamo portando a termine. È chiaro che chiudere una fontanella che può servire a tanti cittadini che portano il loro cane o che comunque hanno dei bambini da far rinfocillare, questa cosa diventa anche un aspetto negativo. Però devo dire che foto o video o situazioni che personalmente ho visto non vanno accettate, e questo deve essere uno dei primi segnali. I residenti erano costretti ad assistere quotidianamente a scene di totale indecenza e atti osceni in luogo pubblico. Il blocco dell'acqua punta a cancellare definitivamente questo polo di attrazione del degrado. Un ringraziamento all'assessore Zaccariotto, un ringraziamento al comandante della Polizia Municipale, ai nostri agenti che sono sempre presenti nel territorio e a Veritas che fa un lavoro importantissimo. Passiamo ora ad un altro tema. Il Partito Democratico del Veneto ha presentato una proposta di legge regionale per migliorare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, e in Regione il dibattito si infiamma anche in vista del voto sul fine vita a settembre. Secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le cure palliative sono interventi di sollievo dalla sofferenza che patisce chi è affetto da malattie inguaribili. È il cosiddetto trattamento del dolore, che in Italia è diventato dal 2010 un diritto del cittadino.
La sua applicazione in Veneto però ha diversi problemi e, sostiene il Partito Democratico, va migliorata. Da qui una nuova proposta di legge regionale a prima firma di Anna Maria Bigon. Noi non abbiamo assolutamente alcuna normativa che riguarda le cure palliative per perinatali, per cui sarebbe la prima normativa, la prima legge in Italia che le norma, e questa è una cosa fondamentale. L'altro aspetto sono le case di riposo. Noi all'interno delle case di riposo non abbiamo assolutamente le cure palliative. Attualmente i posti letto per le cure palliative negli hospice del Veneto sono 236, ampiamente al di sotto dei 389 previsti come standard minimo da un decreto ministeriale del 2022 e ancora più sotto rispetto ai 424 programmati da una delibera della Giunta regionale nel 2025. Mi aspetto che anche parte della maggioranza o la maggioranza possa convergere sull'opportunità di questo testo sulle cure palliative. La convergenza auspicata da Giovanni Manildo diventa materia ancora più controversa se ci si sposta ad un tema profondamente correlato all'alleviamento delle sofferenze del malato terminale, la legge sul fine vita. Nel gennaio del 2024 il Veneto fu la prima regione italiana a portare in aula una legge sul tema che fu respinta per un solo voto. A settembre il Consiglio affronterà nuovamente la questione e il dibattito è già iniziato. Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, ha definito inaccettabile una legge regionale sul fine vita. Legiferare sul fine vita, ha detto, non può essere la scappatoia per aprire a forme di suicidio medicalmente assistito. Le sue preoccupazioni sul piano inclinato penso che possano essere risolte nel momento in cui una legge nazionale, di cui sollecito e rendo molto importante il fatto che venga fatta, dichiari con chiarezza quali sono le condizioni, quali sono i termini per il fine vita. La posizione di Manildo è simile a quella espressa dal presidente del Consiglio regionale Luca Zaia in una lettera aperta a Monsignor Moraglia. Il suicidio medicalmente assistito è già previsto entro condizioni tassative dalla sentenza numero 242 del 2019 della Corte Costituzionale. In una lettera aperta a Zaia, il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo afferma che invece bisognerebbe procedere unitariamente con una legge nazionale incentrata sulle cure palliative, perché il dovere dello Stato è curare, alleviando fin dove possibile la sofferenza e non il sofferente. Nel 2024 il voto contro la legge regionale sul fine vita di Anna Maria Bigon rappresentò un caso all'interno del PD. Oggi il partito si presenta unito. Dopo settimane di preparazione, una chiatta ha lasciato il porto di Chioggia con a bordo un'imponente gru alta, pensate, 103 metri e con un braccio di 136, realizzata per Fincantieri e destinata a Monfalcone. La chiatta, battente bandiera norvegese, è lunga 150 metri per 40 di larghezza. L'intera operazione ha richiesto il coordinamento di 4 rimorchiatori, 12 ormeggiatori provenienti da Venezia e Chioggia, il servizio dei piloti del porto e il costante coinvolgimento della Capitaneria. Passiamo a un argomento più leggero, la visita a Venezia della cantante e attrice Jennifer Lopez in vacanza in laguna. Per lei il classico giro in gondola che ha immortalato in una story sui social mentre imita Madonna che canta Like a Virgin prima di cenare al ristorante da Ivo. Eccola qui Jennifer Lopez. Noi ci fermiamo qui, era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Tra poco come sempre le previsioni del tempo, a seguire l'edizione di Treviso. Arrivederci.